Certo c'è un po' di preoccupazione perché chiudere un negozio vuol dire non avere più attività, vuol dire meno occupazione, vuol dire cosa? Vuol dire spegnersi le luci, e quando una città spegne le luci non è una città viva. Oltre 1500 negozi chiusi in Veneto nell'ultimo anno, con il record tra le province della nostra regione nella Marca, dove si sono registrate 236 attività che hanno abbassato definitivamente le serrande, 29 a Treviso città. Un quadro, quello elaborato dal centro studi della Camera di Commercio di Treviso Belluno, che ben delinea la profonda crisi del commercio tradizionale. E-commerce, grandi centri commerciali, affitti sempre più cari, diminuita capacità di spesa delle famiglie. Sono molteplici i fattori che determinano la crisi dei negozi nei centri di città e paesi, in un mondo del commercio che sta cambiando pelle, non solo nel nostro paese. Nel mio ruolo di presidente di Assocamere giro parecchio per il mondo e vedo anche nelle capitali di altri paesi, vedo anche lì tanti negozi, soprattutto nell'area americana, quindi sia America Latina che Nord America, vedo tanti negozi chiusi e anche tanti centri commerciali chiusi. Quindi il problema è che loro sono più avanti di noi, quindi vediamo anche da lì, insomma, prendiamo esempio di quello che probabilmente in futuro avverrà ancora di più. Che fare? Molte le proposte rivolte ai comuni, dalla leva fiscale con incentivi a chi affitta e IMU più alta per chi tiene il negozio sfitto, allo stop ai grandi centri commerciali. Credo che serva un po' di tutto questo. E poi serve tornare a mettere dei soldi nelle tasche degli italiani, perché lì dove c'è una presenza turistica forte questo fenomeno è diverso. Noi prendiamo della ricchezza da fuori, la portiamo con i turisti nelle nostre città, ma ci sono dei flussi, degli orari e delle stagioni particolari. Noi abbiamo bisogno di riportare i nostri residenti a vivere quotidianamente nelle nostre città e a spendere nei nostri esercizi commerciali.